In Sicilia le famiglie sono tra le più scontente d'Italia per la qualità del servizio idrico e quelle che si lamentano maggiormente per il numero di interruzioni nell'erogazione. Le città continuano a registrare alcune tra le più elevate perdite di rete. In alcuni quartieri, nei comuni capoluogo e anche nei comuni stessi, il servizio di distribuzione dell'acqua è ancora lontanissimo dall'essere quotidiano H24. Una famiglia italiana su tre non si fida dell'acqua del rubinetto, ma questo numero sale pericolosamente in Sicilia, dove supera il 50% del totale delle famiglie. Non a caso, riguardo all'odore, al sapore e alla limpidezza dell'acqua, il 72,3% delle famiglie italiane si ritiene molto o abbastanza soddisfatto. In Sicilia invece il 49,7% si è dichiarato insoddisfatto. Rispetto all'assenza di interruzione della fornitura, ha rilevato l'Istat in un report pubblicato in occasione della giornata mondiale, le famiglie dichiarano di essere poco o per niente soddisfatte e hanno segnalato irregolarità nell'erogazione di acqua nelle loro abitazioni. La percezione di quanto si paga in bolletta è spesso indicativa di come il cittadino vive il servizio idrico. In linea di massima, stando all'incrocio dei diversi indicatori Istat dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanza, non sempre un servizio migliore si accoppia a costi più elevati. Nel 2018 la spesa media di una famiglia per la bolletta idrica è stata di 426 euro. In termini di capoluogo di provincia, Enna, Caltanissetta e Agrigento, che sono alcune delle aree con i maggiori problemi in termini di distribuzione, hanno superato la media rispettivamente con 715, 599 e 468 euro di spesa media in bolletta.